Il proiettile era davanti al cancello di casa. Alessandra Piras lo ha trovato martedì sera tornando dall'ospedale. Il cancello era leggermente incastrato e quando è scesa dall'auto per sistemarlo si è accorta del bossolo. Ho visto un pezzettino di legno, in realtà il bossolo l'avevano nascosto sotto al pezzetto di legno lungo la guida del cancello, forse perché non rotolasse via. E quindi poi era tardi, l'indomani io l'ho preso, l'ho imbustato, l'indomani mattina sono andata a sporgere denuncia. Alessandra è titolare del centro ippico Il Criollo di Tribano, un'attività che fino al 2019 portava avanti con il marito Marco Girotto, deceduto improvvisamente a 71 anni nel giugno di quell'anno. Sicuramente sono scomoda perché quando è morto mio marito nel 2019 pensavano che io non proseguissi l'attività e invece sto proseguendo. Alessandra non ha dubbi, la sua attività dà fastidio a qualcuno e anche nei gruppi social ha subito qualche offesa. Forse perché da una parte è terreno agricolo, dall'altra è terreno edificabile e la gente, qualcuno che magari può essere interessato chi dalla parte edificabile e chi alla parte agricola, si era fatto un po' i conti sbagliati, ecco. La Piras ha consegnato il proiettile ai carabinieri della stazione di Tribano che ora stanno conducendo le indagini.